Ma vogliamo fare una domanda al pubblico? Sì. Dai, una domanda. chi vuole farmi una domanda? Nessuno? Lei? Vediamo un po'. Chi offre di più? Chi offre di più? Dai, hai una domanda per Alice? Dai, dimmi. Sta bene anche con il rossetto. Benissimo. Non è tanto una domanda, ma è bene segnarselo così. Va bene, grazie. Lì abbiamo una domanda. Sì, via. Vai. Una domanda. No, si vergogna. Chi me la vuole fare? Ce l'abbiamo. Vai. Com'era Celentano? Com'è? Com'era Celentano? La Bionda? Celentano è bionda, è alta così, magra, così. Come la Celentano, è così come la vedi. Cioè non finge, non sta al gioco, ma è realmente così. Cioè, no scherzo, è un po' cattivella, è esigente, ma ci sta. È un'insegnante brava, un po' rompi, però brava. È diretta. È schietta, dice come la pensa. Poi io non la pensavo esattamente come lei, però il mondo è bello perché ognuno la pensa in modo differente. L'avevate notato che lei non la pensava esattamente come la Celentano? La signora, vado dalla signora. Domanda di riserva? Comunque la risposta è no. Però non l'ha sentita. L'avete sentita la domanda? Vabbè, comunque no. Rispondo solo a lei. Non si saprà mai. La signorina se ne ha avuto male, se l'è segnato. Ti faccio un'ultima domanda. È sempre veramente una brava donna la De Filippi. La De Filippi sì, è vero. Va bene. C'è un'altra, qua nascono come i funghi. Dimmi. Quanti anni ha? Non si chiede un'età a una donna, ma secondo me questa donna ce lo può dire. Ce n'ho 29. Ne ho 18 e mezzo. Accontentatevi, fate una media. Tra un mese 23. Chiuso. Oh! Tra un mesetto, dai. Gli farete gli auguri? Dimmi. L'emozione più forte che ha avuto dopo Amici. L'emozione più forte? Il primo giorno di set. Il primo giorno come si chiede sul set è una sensazione stranissima perché c'è tutta una troupe, decine di persone che lavorano per te dietro, quindi è il trucco, e il parrucco, e guarda in macchina, e non guardare in macchina, e ti sei accostata alla gamba. Quindi tutta l'attenzione è concentrata su di te e tu ne hai una buona che devi fare, quindi non puoi sbagliare, capito? Quindi è un'adrenalina fortissima. Avevamo una coraggiosa che si è abbassata. Dimmi. Si chiama? Come ti chiama? Alice. Io? Alice, hai un secondo nome? Mi chiamano Beautiful Leg. Che vuol dire bella gamba. Ok. Hai un soprannome? Soprannome? Oddio. Cice. Cecetta. Fermiamoci qua. No.